in merito ai fatti di cronaca dei giorni scorsi, in cui si parlava del grande problema del consumo della droga a Sora e delle zone in cui questi disperati si ritrovano per farne uso. I residenti del quartiere di Via Pianello hanno contattato gli organi di stampa per dare eco alle loro richieste, che non riguardano la pulizia dei luoghi pubblici, perché gli operatori di ambiente sono molto presenti ed attenti, ma piuttosto della manutenzione delle abitazioni private, non abitate, che si trovano in condizioni di assoluto degrado e vengono usate come accampamenti da chi va lì per consumare gli stupefacenti. Noi ci troviamo nel quartiere di Pianello a Sora, un quartiere veramente abbandonato, ormai proprio nel degrado più totale, riguardante sia tutti i proprietari delle abitazioni che lo hanno totalmente abbandonato, lasciato a se stesso. Quindi che cosa è successo? È andato a finire tutto in mano ai vandali, cioè ai ragazzi, ai drogati, che hanno fatto di questo quartiere la loro merceria, il loro parco giochi personale. Quindi non solo disagio a livello di quei pochi residenti ovviamente che ci sono, ma anche pure a livello sanitario fanno i loro bisogni corporali dietro i vicoli, all'incuria di tutti, all'incuria proprio alle spalle proprio del centro, della piazza centrale di Sora. Non solo, abbiamo il palazzo comunale che è nel più pieno degrado e abbiamo anche il palazzo della curia, che sono le monache francescane, che ovviamente anche esso nel più pieno degrado, due istituzioni che potrebbero ovviamente dar vita anche loro in una ristrutturazione. Poi ovviamente c'è il caso dei proprietari di casa che secondo l'articolo civile il comune potrebbe espropriare questi beni, nel senso che contatta prima i proprietari per vedere quello che possono e che vogliono fare di questi immobili. Dopodiché, se loro non gli interessa nulla, c'è un esproprio che il comune potrebbe fare e potrebbe mettere un bando per dare queste case a nuove generazioni, nuove persone, nuovi acquirenti che potrebbero acquistare questa abitazione con poche centinaia di euro, migliaia di euro, e così che ripopolare il quartiere, e che con i vari bonus che ci sono adesso che dà lo Stato, il quartiere potrebbe tornare di nuovo ad essere vivo. Ovviamente questi ragazzi e ovviamente i tossicodipendenti che ci sono scompariranno del tutto, perché c'è il ritorno alla vita nei vicoli. Lo Stato è in totale abbandono, ci sono delle case abbandonate da anni con dei bellissimi giardini, potrebbero essere veramente una bellezza, invece sono pieni di foglie, pieni di erbaccia che nessuno si preoccupa di togliere, i proprietari se ne fregano altamente, e la zona è frequentata da questi personaggi tossicodipendenti, ragazzacci che approfittano del fatto che non ci vive nessuno, e quindi schiamazzi notturni, un po' di tutto. Sarebbe un nostro bellissimo biglietto da visita se non fosse così abbandonato, anche perché è pieno di turisti che vanno sulla Madonna delle Grazie, quindi potremmo avere davvero una bellissima zona, un bellissimo centro storico, perché lo è, però purtroppo è all'abbandono. Cangei è un'altra zona, è un altro centro storico, però è abitato, quindi quando la zona è abitata è diverso. Io ci ho vissuto qua per 15 anni e quando stavo qua pulivo le scale, mi davo da fare in ogni modo, perché se aspetti che ti vengono a pulire pure davanti casa, però poi me ne sono andata e quindi è rimasto così. Chi ci vive cerca di fare nel suo piccolo qualcosa, ma non è sufficiente. Chiediamo che, non lo so, che il comune veda un po' con i proprietari di casa, che espropri, perché 15 anni fa il comune ha chiesto chi fossero i proprietari perché voleva riprendersi queste abitazioni, però è stata solo una cosa detta, sono state solo parole, mai fatti. Ecco, sarebbe una cosa buona se il comune prendesse queste abitazioni, magari le ristrutturasse per farne anche delle case popolari, perché qui giù all'inizio del vicolo ci sono delle case popolari che stanno aggiustando, oppure costringesse i proprietari a fare qualcosa, a sistemarla, di modo che si potrebbe ripopolare la zona. Ogni giorno ci sono tante siringhe e poi perché con la nuova amministrazione c'è veramente pulizia, tutti i giorni vengono a pulire, allora se ne vedono di meno, ma prima non ci si poteva accedere in questi vicoli, era proprio impossibile.
La loro richiesta è semplice ed è rivolta agli amministratori comunali, che possano intervenire per stimolare una riqualificazione del quartiere, invitando chi di dovere a prendere seri provvedimenti. Ai nostri microfoni il sindaco Luca Di Stefano. Innanzitutto noi siamo vicini ai cittadini e ai residenti perché questa situazione è monitorata quotidianamente dagli operai dell'ambiente e dagli uffici comunali. Forse siamo stati anche i primi a denunciare questa cosa non appena insediati con l'amministrazione, andando a raccogliere, mi ricordo, un cestello pieno di siringhe abbandonate, e quindi abbiamo bonificato l'area. Con i ragazzi dell'ambiente, che ringrazio, il Presidente, oggi comunque tutti i giorni c'è qualcosa da bonificare, noi ci siamo. Ovviamente il fenomeno è da contrastare ab origine, quindi non possiamo solo bonificare, dobbiamo cercare di sensibilizzare, ecco, questi ragazzi che purtroppo fanno uso di droga, e ci dobbiamo riuscire insieme a tanti altri fattori, quindi si deve interloquire con le famiglie, si deve interloquire con le associazioni, si deve interloquire con chiunque possa aiutare questi ragazzi. Noi ci siamo, sicuramente questo grido di allarme lanciato da parte dei residenti sarà ascoltato. Ecco, parlavamo anche di un censimento degli immobili privati per capire se ci sono delle palazzine appunto a rischio ed altre che comunque sono chiuse da tempo, quindi ci sarà un censimento per capire un attimo come rilanciare anche questo quartiere che è bellissimo, che è nel centro storico, e quindi noi vogliamo rilanciarlo e vogliamo essere presenti su questa tematica.